Buongiorno cari amici e benvenuti anche questa sera alle sibille interattive gratuite del Maledetto Veneziano. Però prima di iniziare vi voglio ricordare che questa sera alle 21:30 nel canale di Hildegarde avremo Hildegarda per le sibille interattive gratuite dalle 21:30 in avanti. E quindi per chi a cui non riuscirà a rispondere questa sera, se farà delle domande e arriverà in ritardo, può contattare nel canale YouTube il Legarda. Se non sapete che è, scrivete il Legarda su YouTube e lo trovate subito al volo. Vi iscrivete sul canale e fate tutte le domande che volete. E mentre aspettiamo i nostri amici, vi ricordo che i Marietta Veneziani e il Legarda hanno cioè un gruppo su Face in cui si parla di ermetismo e quant'altro, e si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, siete tutti invitati. Siamo più o meno 1400 amicizie. No? Poi vi ricordo anche un'altra cosa importante, che abbiamo anche i casti sacerdotali e abbiamo anche un sito, il sito è capitano.altervista.org, che ho creato nel 2015, e questo praticamente sito ha 20 book. Tra l'altro ci sono anche i book di magia legate, ma ha 20 book di radionica e radiestesia. Sono scaricabili liberamente, gratuitamente. Ne hanno già scaricati qualcosa come 150.000 di ebook, quindi con tantissimi circuiti radionici, quadranti radiostesici, con tante istruzioni. Il vostro Marietta Veneziano ha fatto la sua parte e ha donato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici. Bene, siamo qui per le sibille. Se qualcuno vuole fare una domanda, mi raccomando, nome e data di nascita. Vediamo un po' i nostri amici mentre se viene la linea, perché alcune volte il tubo non passa il messaggio, non dà la live. Vediamo un po' se arriva qualcuno, aspettiamo qualche minuto, se no eventualmente vi rimando, per chi vede questa live, a questa sera alle 21:30 da Illegata. Bene, cari amici, se volete fare una domanda, mi raccomando, nome e data di nascita. Bene, visto che non si collega nessuno, vi rimando allora questa sera a Il Legale Maledetto Veneziano.